Buonasera, ben trovati, Sicilia Focus 24. Il tema di oggi è caldo, è strettamente attuale, parliamo dell'emergenza rifiuti che in questo momento è in fase di sviluppo e di miglioramento, ma fino a ieri ha colpito duramente 200 comuni della Sicilia centro-orientale, tra questi anche Catania. Parliamo di questo argomento con gli ospiti in studio e in collegamento. Subito il saluto e benvenuto a Fabrizio Platania in studio con me, direttore di GEMA Lotto Centro Catania. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie. In collegamento invece c'è Francesco Laudani, che è il presidente della SRR. Allora, buon pomeriggio. Buon pomeriggio e grazie per essere qui con noi. Allora, l'emergenza rifiuti nei comuni della Sicilia orientale ha colpito appunto oltre 200 comuni, perché la raccolta era stata ferma, adesso è ripartita. Anzi, invito la regia se riusciamo a mostrare le immagini proprio di questa mattina, girate dal collega Tonino De Mana, che è andato a Librino, lo vedete, a documentare come sia partita la raccolta. Raccolta che ha dovuto, per la raccolta sono stati ovviamente utilizzati anche i Bobcat, che non si sono fermati un attimo, hanno caricato tonnellate e tonnellate di spazzatura, appunto grazie ai Bobcat, lo vedete, poi i camion dell'immondizia venivano riempiti in meno di mezz'ora, autocompattatori che hanno fatto spola e continuano a fare spola con la discarica di Lentini. Proprio la discarica di Lentini, dottore Platani, è stato al centro di questa emergenza rifiuti, perché cos'è successo? La discarica è stata fermata, è stata bloccata a causa di un contenzioso tra regione e magistratura, tra magistratura e chi gestisce la discarica, cioè la Sicula Trasporti, e ha mandato tutto in tilt. Allora facciamo un attimo il punto della situazione. Sì. Buon pomeriggio a tutti. Venerdì a mezzogiorno la discarica ha comunicato a tutti i soggetti gestori, ai comuni e a tutti gli attori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti che l'impianto chiudeva per una mancata autorizzazione, una negata autorizzazione. Da quel momento chiaramente l'amministrazione comunale, la direzione ecologia e tutte le aziende coinvolte per quanto riguarda Catania, GEMA Lotto Centro, Supereco e Lotto Nord ed Ecocar nel Lotto Sud, abbiamo pianificato un servizio in modo tale da privilegiare chiaramente e non fermare mai la raccolta del rifiuto differenziato prodotto giornalmente, raccolto secondo un calendario, il calendario settimanale che tutti gli utenti dovrebbero conoscere. A quel punto lo spazio per la raccolta del rifiuto indifferenziato si è limitato e si è deciso di effettuarlo solo per quelle utenze che sono previste per legge, cosiddette utenze dei servizi minimi essenziali, e quindi ospedali, caserme, cliniche, si è garantito il servizio del rifiuto indifferenziato solo a queste utenze. Per il resto siamo riusciti ad andare avanti nel raccogliere la frazione differenziata fino ad oggi senza alcun problema. Chiaramente i problemi hanno iniziato a vedersi in diversi quartieri del territorio, però in pochi giorni, in meno di una settimana, i quartieri si sono riempiti. Il problema riguarda il rifiuto indifferenziato, perché la differenziata ha continuato la sua raccolta regolare in base ai calendari settimanali. Il problema appunto è stato il rifiuto indifferenziato ed è stata necessaria una seconda ordinanza da parte del presidente Schifani per far sbloccare la situazione e per far ripartire la raccolta. I camion hanno conferito appunto i rifiuti in piazzali individuati appunto per l'abbancamento dei rifiuti indifferenziati, ma queste aree consentiranno di conferire i rifiuti per circa 20 giorni? Sì, così recita l'ordinanza, però riteniamo che il problema sarà superato, sarà più preciso di me il dottor Laudani. Allora passiamo subito la parola al presidente della SRR, perché adesso quello che si domanda noi cittadini è: l'emergenza è superata di fatto realmente oppure no, Laudani? Oppure si riproporrà tra 20 giorni? No, io non mi pare, almeno sono molto ottimista, perché in questi giorni ho avuto modo di verificare e controllare, ma tra l'altro ho partecipato
in occasione dei vari incontri che ci sono stati, dove c'è un interesse particolare da parte della Regione, da parte di Sua Eccellenza il Prefetto, quindi i 20 giorni sicuramente saranno utili per autorizzare, diciamo, le varie procedure, quindi allineare le varie procedure. Quindi io ritengo che l'emergenza, ovviamente è da tanto che siamo in emergenza, quindi purtroppo siamo abituati a queste emergenze, ma devo dire, come diceva bene Patania, il dottore Patania, il comune di Catania ha risposto benissimo, veramente bene, anche se purtroppo io oggi ho controllato un po' i dati, i conferimenti, e mi risulta che Catania ha una media di conferimento indifferenziato intorno alle 300 tonnellate al giorno, ma proprio a seguito di questa emergenza siamo arrivati a 600 tonnellate al giorno, quindi c'è da fare un'analisi proprio sull'indifferenziate, perché spesso, mi dispiace dirlo, noi abbiamo fatto tantissime campagne di informazione, il dottore Patania lo sa, però purtroppo in questi momenti di emergenza c'è chi approfitta per scaricare tutto, perché 600 tonnellate al giorno sono un quantitativo altissimo, e quindi l'emergenza sicuramente cercheremo di risolverla, però ci aspettiamo da parte dei cittadini, come più volte ha ribadito il sindaco Trantino, una collaborazione, una grande collaborazione. Collaborazione che non abbiamo riscontrato, almeno secondo il racconto anche del nostro collega Tonino De Mana, che in questi giorni è stato al mercato rionale di Picanello ieri, oggi a Librino, collaborazione che da parte dei cittadini in molti casi non c'è. È proprio qui uno dei tanti problemi, cioè il quantitativo del rifiuto indifferenziato a confronto del rifiuto differenziato, che invece ha una sua gestione diversa. Lo diciamo anche perché arrivano messaggi in tal senso. Sì, in un sistema di raccolta differenziata porta a porta è perfetto, quindi se funzionasse perfettamente noi non avremmo assolutamente risentito del problema della chiusura della discarica, perché la discarica ci servirebbe eventualmente per il conferimento solamente della raccolta del giovedì sera e il venerdì mattina. Chiaramente non è questa in questo momento la situazione di Catania, in particolare l'Ottocentro. Abbiamo una raccolta differenziata nell'Ottocentro del 30%, l'obiettivo è chiaramente superare il 65%. Questo 30% deriva dal 50% dei cittadini che hanno aderito al sistema di raccolta porta a porta, ma c'è ancora un 50% dei cittadini e delle utenze commerciali che non ha aderito al sistema. Infischiandosene del calendario di raccolta e delle regole, continua a non separare correttamente, a esporre giornalmente. Questo a danno dell'immagine della città, è chiaramente un'immagine che non è di decoro, a danno dei cittadini che invece correttamente fanno la raccolta differenziata. Come diceva il sindaco Trantino, da questa emergenza ha voluto cogliere da subito un'eventuale opportunità, e quindi si è intervenuto subito sulle grandi utenze, la fiera di Piazza Carlo Alberto, la pescheria e i grandi mercati. Dobbiamo dire che un grande risultato è stato raccolto alla fiera, perché è bastata una sensibilizzazione molto approfondita, spinta, che ha coinvolto tutta l'amministrazione comunale, che ha fatto in modo che gli ambulanti si attenessero perfettamente alle regole. Quindi da un giorno all'altro siamo riusciti a ricavare dalla fiera parecchia differenziata, più o meno l'80%. Siamo passati da 10 tonnellate di indifferenziato a poco meno di 2 tonnellate. Quindi significa che volendo si può, volere e questa è potere. E questa è l'idea dell'amministrazione. Ricordiamo intanto il numero per mandare i vostri messaggi in studio, così io li potrò riferire ai nostri ospiti: 342 74 55 005, e subito c'è un messaggio che rivolgo ad entrambi. Da casa vorrebbero sapere bene, se riusciamo in poche battute, quali sono i motivi della chiusura della discarica. Abbiamo capito che c'è stato un contenzioso tra la magistratura e Sicula Trasporti, che gestisce la discarica di Lentini, giusto? Senza entrare troppo nel merito, perché sicuramente non è una cosa che neanche riguarda voi. È un problema di autorizzazione dell'impianto. Chiaramente autorizzare un impianto come il TMB, il trattamento meccanico e biologico, è una procedura estremamente complessa. Pare che ci sia stato un problema con l'autorizzazione, con uno dei documenti propedeutici al rilascio. Un pasticciaccio, dottor Laudani?
Sì, diceva bene Patania, aggiungerei che non è facile conferire il rifiuto indifferenziato perché poi dalla fase di trattamento meccanico-biologico abbiamo gli scarti di lavorazione, diciamo così, utilizziamo un termine semplicissimo, che sono il famoso codice 191212 e il 190501. Sono dei residui che vanno trattati in modo diverso, c'è la parte umida e la parte secca, quindi la problematica legata all'autorizzazione proprio si riferisce a questi percorsi di lavorazione. Un messaggio Io che... Sì, volevo solamente aggiungere, poco fa parlando prego. di indifferenziata, volevo solamente aggiungere, parliamo di emergenza, perché l'emergenza ovviamente non riguarda solo la città di Catania, ma riguarda un po' 200 tutti i comuni della comuni, Sicilia però devo centro-orientale. dire che nei comuni etnei, grazie al grande lavoro che hanno fatto i sindaci, i cittadini, le ditte, siamo riusciti a definire finalmente quasi tutti i comuni una raccolta dell'indifferenziato ogni 15 giorni. Questo è un segnale molto positivo perché ci rendiamo conto che buonissima parte dell'indifferenziato è rifiuto differenziabile. Poco fa avete fatto vedere delle immagini proprio quando veniva rimosso il rifiuto, ma guardando bene c'erano tanti rifiuti differenziabili. Quindi dico, al di fuori delle autorizzazioni e dei procedimenti autorizzativi di competenza della Regione, sicuramente anche noi cittadini dobbiamo fare la nostra parte, nel senso che dobbiamo limitare al massimo il quantitativo di indifferenziata, perché comunque le discariche siciliane, è stato detto più volte, sono quasi sature, quindi l'emergenza è data proprio da questo. Quindi è importante anche che il Comune, ma più volte ne abbiamo parlato col Sindaco, A in proposito futuro possa anche prevedere questo tipo di modifica del calendario. Ovviamente ancora siamo a ne un livello parliamo, iniziale perché... sarebbe stata la domanda successiva. A proposito sì, di scusi. comune, a proposito di comune, a proposito di rifiuto indifferenziato, ci arriva una domanda da casa che è piuttosto una osservazione. Scrivono: il problema è che il comune, soprattutto in centro, ha abituato i cittadini ad uscire ogni giorno l'indifferenziata che viene regolarmente raccolta. Platania. Sì, questo è un'osservazione corretta. È chiaro che non è pensabile che il percorso per l'avvio a regime del sistema porta a porta avvenga nel giro di qualche giorno. È un percorso che l'amministrazione comunale ha messo in piedi, adesso ha creato una task force per intervenire sui grandi produttori di rifiuti. È vero che per evitare appunto un danno all'immagine, per evitare che i turisti vivano, viaggiano e camminino in mezzo ai rifiuti, l'amministrazione ha chiesto, e noi regolarmente lo facciamo, una rimozione di questi rifiuti non conformi. Gradualmente però vengono effettuati gli interventi di controllo e quindi vengono multati gli utenti che a volte grazie a queste multe si riallineano, però è un lavoro molto lungo. Quindi come si supera il sistema delle discariche? Ma prima di rispondere a questa domanda c'è un'altra domanda che sicuramente si stanno ponendo in molti a casa, ovvero quando si uscirà dall'emergenza? Allora, dall'emergenza siamo già usciti, nel senso ieri mattina è ripartita la discarica, ha riaperto alle 6 del mattino. In quanto tempo sì, si dovrebbe normalizzare la situazione? Per quanto riguarda il lotto centro della città, il 60% del rifiuto è già stato rimosso, stasera ci sarà la raccolta, il conferimento e quindi la raccolta del residuale secco, dell'indifferenziato, quello previsto da calendario, e si proseguirà senza sosta fino a sabato mattina, che è il termine che ci siamo dati per rientrare completamente dall'emergenza, e presumibilmente terminerà sabato mattina, ma già domani sera la situazione sarà molto molto... Quindi teoricamente la notizia è questa: tranquilla. Sabato mattina dovrebbe essere rientrato tutto. Sì. Una domanda che porgo ad entrambi e ci arriva da casa: bisogna rendersi conto che ormai il sistema di scarica controllata è superato, sono ormai al collasso, la differenziata non va bene come dovrebbe, perché non ricorrere come gli altri stati europei, le altre regioni italiane, ai termovalorizzatori? Appunto questa era la domanda seguente, ovvero a che punto siamo con i termovalorizzatori e quali sarebbero i benefici che porterebbero appunto alle comunità.
Platania. Allora, chiaramente il termovalorizzatore nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti è una componente fondamentale, per quanto ci siano posizioni politiche, ideologiche diverse, è a tutti gli effetti un impianto che rientra nel ciclo integrato dei rifiuti e sicuramente consente in maniera molto più agevole e con un'efficienza molto superiore all'abbancamento in discarica di smaltire i rifiuti che non è possibile recuperare, e quindi è un anello fondamentale. Peraltro, appunto, termovalorizzando, quindi producendo energia, è un impianto che crea valore. Al di là delle posizioni è sicuramente indispensabile. Siamo una delle poche regioni a non avere impianti di termovalorizzazione. Laudani, lei cosa ne pensa? Su questo già tutte le SRR siciliane hanno stipulato con la Regione un protocollo d'intesa, un protocollo di collaborazione con l'assessore Di Mauro proprio per condividere il percorso dei termovalorizzatori. Abbiamo avuto degli incontri proprio per definire e individuare le due aree. Su Catania già abbiamo avuto un incontro col sindaco, con tutti gli attori principali. Ovviamente Il passaggio come successivo dire, è la soluzione naturale. risolutiva, perché comunque questi rifiuti, perché spesso c'è quando si parla di termovalorizzatori c'è questa grande preoccupazione, ma i termovalorizzatori ci sono, i nostri rifiuti comunque vanno bruciati, sono stati anche inviati fuori regione, quindi cosa dire, noi cercheremo di aumentare al massimo la differenziata, ma la parte residuale bisognerà inserirla all'interno di questo processo di termovalorizzazione che, come diceva il dottore Patania, porterà anche dei benefici. Prima di andare sia dal punto di vista di energia. Sì, volevo aggiungere, perché la sento a tratti, purtroppo, forse non... Prego. Sia dal punto di vista... Abbiamo anche un problema che riguarda i costi di conferimento. Oggi i comuni pagano 400 euro a tonnellata per i rifiuti indifferenziati. Sicuramente con l'investimento dei termovalorizzatori che saranno pubblici, quindi totalmente finanziati, nel breve, medio, lungo termine ci sarà anche un abbassamento della tariffa. Prima di andare in pubblicità ricordiamo allora quali dovrebbero essere le zone dove sorgeranno i termovalorizzatori. Laudani. Mi sentite? Sì, noi la sentiamo, probabilmente lei non ha sentito Allora, io ho un problema, a Patania lo sento benissimo, a lei invece la sento forse è il mio tratti, microfono. quindi... ecco, ora la sento a tratti e non riesco a seguire. Allora chiedevo, ecco, prima di andare in pubblicità, quali dovrebbero essere le zone dove sorgeranno i termovalorizzatori. Le zone, c'è uno studio da parte dell'amministrazione comunale e un'area già è stata individuata che è di proprietà del comune di Catania, e quindi siamo sempre zona industriale, e quindi su questo ovviamente con tutti i pareri che poi verranno richiesti e rilasciati, ma già è stata individuata un'area ex centrale Sole, se non vado errato, perché è stato solo un primo incontro che abbiamo fatto, di proprietà della regione e del comune, una parte della regione e una parte del comune. Bene, noi ci fermiamo per una pausa, ma ritorniamo tra poco, parliamo sempre dell'emergenza rifiuti, leggeremo qualche altra domanda che è arrivata da casa. A tra poco. Ritorniamo in studio, ci stiamo occupando del tema dell'emergenza rifiuti perché la discarica di Lentini è stata chiusa per meno di una settimana e in meno di una settimana nelle città si sono accumulate tonnellate e tonnellate di rifiuti. Sono stati coinvolti 200 comuni della Sicilia centro-orientale, come ci diceva prima Fabrizio Patania, il direttore di Gema, l'8 Centro Catania. L'emergenza sta già rientrando, entro sabato si dovrebbe normalizzare, mentre con il dottore Laudani, che è il presidente delle SRR, le
società di regolamentazione dei rifiuti. Stavamo parlando anche dei termovalorizzatori da casa. Arriva una domanda proprio per lei, dottor Laudani. Ci chiedono come mai l'isola ecologica di Pedara è stata chiusa pochi giorni dopo essere stata inaugurata per presunte irregolarità. Non so se può rispondere a questa domanda. Ma a me risulta che l'isola ecologica di Pedara è stata aperta proprio alla luce di tutte le autorizzazioni ricevute, quindi non mi risulta che sia chiusa, anzi mi risulta che c'è un afflusso di cittadini che stanno conferendo tantissime quantità di rifiuti differenziati, quindi forse saranno andati nei giorni, questi cittadini probabilmente saranno andati un periodo. Anzi, abbiamo anche ampliato gli orari, dando la possibilità anche nelle ore pomeridiane di poter conferire, perché proprio su questo il centro comunale di raccolta è importantissimo. L'abbiamo più volte detto, tutti i comuni devono avere almeno un centro comunale di raccolta. Catania a brevissimo ne inaugurerà altri 4, quindi questo darà una grossa mano d'aiuto proprio per poter dare una mano ai cittadini nel conferimento. E lì approfitto, la ditta è presente, ma riguardano i centri comunali più lotti, quindi nord, sud e centro. Bisogna dare la possibilità in qualsiasi ora, quindi allargando l'orario di apertura, in modo da poter far conferire questi rifiuti all'interno del CCR e non vederli fuori. Ecco, ci chiedono, dottor Patania, il rifiuto differenziato dove viene portato? Chiaramente abbiamo diverse piattaforme convenzionate con il comune, carta cartone, la congiunta, il cartone selettivo, la frazione organica umida. Per fare un esempio, plastica e lattine viene conferita da UEM, carta e cartone, la piattaforma è Ecomac, una grande piattaforma. E poi varie terre di spazzamento va a recupero anche quello, quindi ha un'ulteriore piattaforma, e poi vabbè, tante piattaforme minori per pile, farmaci eccetera eccetera. Ecco. Quindi chiaramente la leggenda che venga mischiato tutto è una leggenda che è difficile da debellare, da sradicare. sradicare, sì. Siamo in chiusura, faccio un'ultima domanda ad entrambi. Ecco, alla luce di questa emergenza, di questa ennesima emergenza, quali dovrebbero essere le iniziative per superare situazioni del genere? Allungare il calendario della raccolta differenziata, partiamo da Patania e poi Laudani. Allora, lavorando come stiamo facendo su questo calendario, facendolo funzionare, facendo in modo che l'adesione degli utenti sia il più largo possibile, il più ampia possibile, soprattutto, come dicevo un attimo fa, con le priorità dettate dal Comune di lavorare sulle grandi utenze, quindi mercati, mercatini, le grandi utenze tipo il camion dei panini, del rotolo, la stazione in tutta la città, grandi ristoranti e bar. Solo per fare un esempio, abbiamo semplicemente in questo momento una situazione per cui alcuni ristoranti, una buona parte, non aderisce al calendario ritenendo e adducendo varie motivazioni che sono non sostenibili. Ovvero che la raccolta dei rifiuti residuali una volta a settimana è una frequenza molto bassa. Come diceva il dottor Laudani, addirittura può essere portata a 2 settimane, ma la condizione necessaria è che si differenzino correttamente tutti gli imballaggi. A Catania abbiamo 2 esempi assolutamente virtuosi, che sicuramente non sono piccole utenze, come il Bar Savia o il Bar 40, non per fare pubblicità, ma sono 2 bar ben organizzati che fanno una raccolta differenziata spinta e perfetta, così come la Rinascente e la Coin, grandissime strutture che fanno una raccolta differenziata fatta bene da molto tempo, e sicuramente non possono, se riescono loro, è chiaro che qualsiasi ristorante può riuscire a farlo. Laudani. Sì, intanto c'è da dire anche che per quanto riguarda questi rifiuti differenziati che vanno conferiti presso varie piattaforme, i comuni hanno dei proventi, quindi questo ricordiamolo, ogni volta che andiamo a conferire dei rifiuti presso questi consorzi, il comune ne ha un provento e poi quindi va caricato a credito, in questo caso, sulle bollette. Per quanto riguarda le iniziative da fare, noi a brevissimo cercheremo di organizzare una grande iniziativa con
tutti gli enti, i gestori, affinché si possa far capire qual è il rifiuto che va all'interno del sacco residuale. Questa è un'iniziativa che cercheremo di farla breve per far capire che da un sacco di indifferenziato, dottore Patania, penso che intorno al 40-50% può essere tolto perché è differenziato. Questa è una delle prime iniziative, secondo me sì. Va fatta una grande campagna di comunicazione, l'abbiamo fatta, l'abbiamo più volte organizzata all'interno delle scuole, ma ritengo che il tutto vada aperto a 360 gradi. Per quanto riguarda il calendario, ovviamente noi, lo dicevo poco fa, i vari comuni che hanno già raggiunto percentuali altissime di differenziata, poco fa faceva riferimento a Pedara ha superato l'80%, quindi ha un calendario che prevede una raccolta dell'indifferenziato ogni 15 giorni, ma come Pedara potrei fare un elenco di tanti comuni, quindi su Catania mi rendo conto che ancora è molto difficile, però bisogna partire, bisogna far capire. Io ho letto poco fa un avviso proprio del Consorzio Gema che dal 1° luglio tutti i rifiuti non differenziati non verranno ritirati, perché se noi ritiriamo il rifiuto errato, conferito in modo erroneamente, i cittadini si sentono giustificati a poterlo rimettere dopo qualche giorno. Quindi queste sono le iniziative da portare avanti. Siamo in chiusura, quindi per riassumere il punto della questione, l'emergenza è tamponata ma non superata, perché per quanto riguarda la discarica di Lentini ancora dovranno arrivare delle conferme burocratiche, no? Delle autorizzazioni necessarie per poi poter smaltire il rifiuto da parte della Gema, quindi nel centro Lotto Catania entro sabato sarà smistato, sarà diciamo ripulito tutto, però dal 1° luglio ci saranno ulteriori irrigidimenti per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti. Sì, esattamente, un irrigidimento graduale del sistema di raccolta, ripeto, verso le grandi utenze commerciali, bar, ristoranti, la fiera, i mercati, e poi gradualmente un'attività di comunicazione che è già in atto con il CONAI. Il Comune ha un grande progetto con il CONAI per una comunicazione molto incisiva su tutto il territorio. Bene, grazie per essere stati con noi, ringrazio anche i miei ospiti, speriamo di esservi stati utili. Per tutte le vostre segnalazioni vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp e ci vediamo al prossimo appuntamento con Focus 24. Arrivederci. Grazie. Grazie.